diciamo che avevamo già la testa alla vittoria e così non è stato, perché la squadra che abbiamo affrontato è un'ottima squadra che palleggia molto bene e ci ha fatto questi 2 gol. Se devo essere sincero, il secondo c'era un fallo clamoroso su Filangieri, quindi magari ci stava anche il fallo, però a parte questo episodio noi dovevamo chiuderla molto prima, perché avevamo avuto anche l'occasione per fare il 4º gol in più situazioni, e quindi non dobbiamo essere sufficienti, dobbiamo essere sempre sul pezzo e cercare di chiudere queste partite, perché altrimenti trovi squadre come l'Empoli, come ho detto prima, organizzate, che ti possono mettere in difficoltà, e se poi alla fine l'Empoli pareggiava non avrebbe rubato niente. Noi ci teniamo stretta a questa grandissima vittoria, che è da grande squadra, ammetto, perché vincere una partita del genere in sofferenza è da grande squadra. Magari l'anno scorso una partita così l'avremmo persa, quest'anno l'abbiamo vinta. Quindi mettiamoci anche un po' di fortuna, ma tanta voglia di portare a casa qualcosa della ragazza, e questo sicuramente anche quello incide parecchio, anche se la settimana scorsa ho detto che questa squadra piano piano sta maturando, che è un frutto che è partito che era molto acerbo, adesso piano piano sta maturando, ma non abbiamo raggiunto la massima maturità per essere ancora raccolti, quindi dobbiamo continuare il nostro lavoro, il nostro percorso, e quello che stiamo facendo credo che sia un percorso straordinario sotto questo punto di vista. Era importante, perché se prima mancavano 6 punti alla salvezza, adesso ne mancano 3. Io guardo sempre quella, poi quando arriveremo a 21 punti potremo parlare di qualcos'altro. È normale che arrivare a più 5 dalla Roma e andare a giocarci la partita con la testa libera, con la nostra gioventù, la nostra voglia di voler far bene, ci fa piacere, perché non pensavamo all'inizio dell'anno di andare a giocarci la partita contro una squadra forte come la Roma più 5. Quindi ben vengano queste partite, e adesso abbiamo queste 3 settimane di sosta meritata da parte delle ragazze, perché verso la fine l'ho viste un po' stanche e magari qualcuna ha anche bisogno di riposare. Sono molto contenta, sia dal punto di vista personale ma soprattutto dal punto di vista della squadra. Credo che oggi era una partita molto difficile e siamo riusciti soffrendo a portare a casa il risultato, e niente, siamo molto contenti e speriamo di continuare così. Adesso c'è la pausa e abbiamo tempo un attimo di riposare, di recuperare le energie, e poi c'è la grande gara contro la Roma e anche lì daremo tutto. Ma diciamo che di solito il secondo gol è quello che sbaglio più facilmente, perché in queste partite magari arrivo sempre davanti alla porta e sbaglio appunto l'ultimo, cioè il gol. Oggi fortunatamente è entrata la palla in rete e sono stata molto contenta. Poi sì, diciamo che le giornate così capitano a tutti, dai, sono contenta. Dedico il mio gol a Nicole da Canal, che purtroppo si è fatta male, però diciamo che è sempre con noi nei nostri pensieri, e quindi le faccio un grande in bocca al lupo per il recupero. Ma io credo che questa cosa è stata dettata anche dal fatto che magari siamo una squadra molto giovane e quindi non riusciamo a gestire bene i momenti della partita, e sul 3-0 prendere 2 gol comunque è strano, perché sembra quasi una partita chiusa, invece si riapre. Però credo che abbiamo reagito da squadra anche a questo e abbiamo resistito fino alla fine, e fortunatamente non abbiamo preso il pari, anzi niente, abbiamo dato tutto ed è finita bene, insomma. Sì, era molto importante, sia perché comunque diciamo che durante la sosta hai tempo di recuperare le energie, magari le giocatrici che sono fuori infortunate, e sia perché comunque dopo la sosta abbiamo una partita molto importante contro la Roma, e quindi era importante chiudere a punteggio pieno per affrontare la Roma al massimo delle nostre possibilità. Ma sinceramente non avevamo aspettative, come dice il mister l'obiettivo è la salvezza e mi pare manchino ancora 3 punti, però ovviamente siamo molto contente di come abbiamo iniziato, e niente, piano piano abbiamo sempre raggiunto maggiore consapevolezza, e quindi adesso diciamo che sappiamo dentro di noi magari che possiamo fare tanto, però manteniamo sempre i piedi per terra e lavoriamo ogni giorno, e poi vediamo dove arriviamo.